Ben ritrovati in diretta, spazio quest'oggi dedicato alla salute e alla medicina. Parliamo di ernia del disco e di come trattarla con l'utilizzo di tecniche mini-invasive. Vi presento subito il mio ospite. Ho il piacere di riavere in studio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Ben trovato, dottore. Buongiorno, grazie. Allora, ernie discali, quanto sono frequenti nella popolazione, dottore? La frequenza è elevatissima, è una forma, diciamo malattia, è una forma di degenerazione delle strutture della colonna che può presentarsi con sintomatologia o no, quindi la frequenza è veramente elevatissima. La frequenza di sintomi è una frequenza che raggiunge qualcosa come il 30% delle persone adulte nell'arco dei 20 anni pieno della vita adulta, pieno della vita lavorativa. Però se dovessimo calcolare quante persone hanno l'ernia del disco senza avere una sintomatologia, riscontri occasionali, facendo esami per altri motivi, si può dire che è proprio una forma, io dico che è una malattia sociale, perché è proprio legata evidentemente agli stili di vita, è una cosa che abbiamo tutti. Certo, colonna vertebrale sì, che è insomma il sostegno del nostro corpo, sì, e quindi è soggetto a degenerazione. Soggetta a consumarsi e soggetta a subire microtraumi, traumi. La letteratura degli ultimi 20 anni, soprattutto nei paesi orientali, si è dedicata tantissimo a cercare di distinguere qual è la forma o la motivazione o i processi che ci permettano di distinguere qual è la degenerazione per un invecchiamento naturale rispetto ad una forma di degenerazione patologica. Si sta arrivando a capire quelli che sono i meccanismi biochimici, appunto, che lo provocano. Allora, avete capito l'argomento di oggi. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta e fare una domanda al dottor Alberto Alexandre, che risponderà appunto alle vostre curiosità. Tornando a parlare, dottore, di ernie del disco, quali sono le più frequenti? Possono insorgere in qualunque punto della colonna vertebrale? Sì, certamente. Le aree più frequentemente soggette sono ovviamente quelle dove esiste la più ampia varietà di movimenti, quindi il cardine di passaggio dal bacino alla colonna lombare, cioè il passaggio lombosacrale, è soggetto moltissimo, soprattutto gli ultimi due dischi, che sono, si può dire, proprio i cardini di ammortizzazione del movimento, e quindi l'osso sacro è il finale della colonna vertebrale, diciamo un insieme di vertebrine che nell'inizio, nel primo anno di vita, si fondono a formare questo blocco di osso centrale che si incardina nel bacino, e da lì il disco soprastante, la cosiddetta quinta vertebra lombare con il sacro e la quarta vertebra lombare con la quinta, contengono i dischi che sono quelli che vanno più facilmente soggetti ad usura. Un altro ovviamente punto di grande significatività è la parte cervicale, e anche qui la parte centrale e basale del collo, quindi diciamo dalla quinta alla settima vertebra cervicale, anche qui lo snodo tra la parte mobile del collo e il torace. Peso della testa sopra, eventi traumatici del vivere, tutto quello che portiamo con le braccia inevitabilmente va in carico attraverso i muscoli della colonna del collo, i muscoli posteriori, va in carico sull'asse della colonna vertebrale, e i dischi si usurano o si rompono. Chiaro. Se ho capito bene, però, fortunatamente in una piccola percentuale di popolazione si presentano con una sintomatologia importante? Sì, in una piccola percentuale la sintomatologia può essere importante o molto importante, dipende da quanto questo, diciamo, frammento di disco rotto, se parliamo di un'ernia estrusa, o questo sfiancamento del disco, se parliamo di un'ernia contenuta, vada a fare fisicamente pressione, compressione sulla radice del nervo. Il meccanismo può essere la pressione diretta proprio di un tessuto che viene schiacciato e quindi gli viene tolto il circolo di sangue, oppure il meccanismo può essere una globale compressione che riduce e rallenta la circolazione ematica circostante, e quindi il tessuto va a soffrire. Certo. Sofferenza del nervo che ha una progressione purtroppo di aggravamento, in cui il dolore può essere visto come il campanello d'allarme, il momento che ti segnala che sta succedendo un problema.
Oltre a ernia discale si sente spesso parlare anche di protrusione. Che differenza c'è tra le due? Spesso vengono confuse ma non sono la stessa cosa. Ci aiuti a fare chiarezza? Potremmo dire che sono addirittura proprio due malattie differenti. Una protrusione è appunto uno sfiancamento del bordo del disco. Il disco è l'ammortizzatore tra due ossa, tra due vertebre che portano il carico elasticamente, il disco ammortizza. Il disco è fatto di un nucleo morbido all'interno, un nucleo di una cartilagine molto idrofila, per cui è molto idratata e appunto l'acqua serve ad ammortizzare, e invece il bordo del disco, il cosiddetto annulus, è una cartilagine quasi osso molto resistente. Allora, se comincia a cedere ai lati, a sfiancarsi questa cartilagine circostante, parliamo di protrusione, cioè un debordare praticamente dei margini, come una gomma un po' sgonfia. Invece l'ernia vera e propria, diciamo, la ernia del disco, che è più o meno estrusa, il frammento erniario staccato, è proprio un pezzo del disco che rompendosi l'annulus si disloca addosso ai nervi. Quindi proprio il termine ernia vuol dire una cosa fuori di posto. Se pensiamo anche alle ernie addominali vuol dire tessuto fuori di posto, quindi il termine significa appunto tessuto dislocato. Certo. Qual è la sintomatologia che appunto si può presentare nelle ernie del disco, nelle varie posizioni della colonna vertebrale in cui insorgono? Sì, allora il fattore, diciamo, determinante comune è il dolore. Comincia, diciamo, come il classico cosiddetto mal di schiena, quando il tessuto comincia a cedere, per esempio, ecco, possiamo dire una protrusione fa male perché l'annulus, il bordo del disco, ha una sua innervazione che naturalmente viene messa in tensione. Il buon Dio l'ha messa lì apposta per segnalarci se si sfianca, si rovina il tessuto, questo lancia l'allarme del segnale dolore, e quindi questo è il primo. Chiaramente se invece abbiamo un'ernia estrusa violenta, il dolore sarà un dolore molto acuto, invece per compressione magari della radice nervosa, per dire del nervo sciatico, e quindi il dolore è il primo punto, o mal di schiena o dolore irradiato, come dicevo, lungo la gamba o lungo il braccio. Poi dal dolore gli altri sintomi sono appunto la disfunzione della radice del nervo, quindi può diventare il formicolio, il bruciore, la riduzione della sensibilità, perché sono coinvolte questo tipo di fibre, fino invece poi al coinvolgimento delle fibre più grosse del nervo, che sono quelle più importanti, che sono quelle che conducono gli impulsi motori ai muscoli, e quindi si può arrivare ad una vera e propria paralisi del movimento dei muscoli che dipendono da quella radice di nervo interessato. Ecco, il formicolio che si irradia agli arti inferiori. Per esempio agli arti inferiori, o a un braccio o una mano, ovviamente rispetterà quello che è il territorio di distribuzione della radice di nervo colpita. Se noi abbiamo per esempio un'ernia tra la quinta e la sesta cervicale, interesserà la quinta radice cervicale, che quindi porta al territorio del deltoide, della scapola. Se invece è la sesta radice cervicale, porterà al dorso della mano per le prime 3 dita, la settima radice cervicale porterà con l'ottava verso le ultime 2 dita della mano, prevalentemente il dorso che il palmo. È per questo che è importante visitare una persona, cioè la visita, la classica semeiologia, cioè raccogliere i sintomi della persona che soffre, è fondamentale, perché chiaramente gli esami oggi ci mostrano delle immagini all'interno del corpo di una raffinatezza totale, di una completezza totale, però quello che si dice nel nostro mondo, non si può operare un'immagine, nel senso che vedere un'immagine di un'ernia non comporta necessariamente l'indicazione di quello che devi fare. È la visita sulla persona, la raccolta della tipologia di sofferenza che va combinata con le immagini che vedi, magari con i vari esami strumentali, elettrodiagnostici o un'elettromiografia, per avere un puzzle che ti permette di dire: questo è il problema, questi sono i sintomi e quindi questa è la possibile soluzione. Certo. Abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea?
Anna Pronto? Maria? Buongiorno Anna Maria, ci dica pure. No, io parlo per il mio nipote che ha 26 anni, dunque ha l'ernia al disco, ci sono 2 ernie al disco, 2. Lui è curato da un fisiatra con nuoto, con punture e ogni tanto si blocca e ha dolore. Ha detto che non si deve operare. È possibile questo? 26 anni, se abbiamo capito bene, signora? Sì. Quindi un'età molto giovane. E io sono vecchia, sono la nonna. Grazie signora per aver chiamato. Adesso il dottor Alexandre cerca di dare una risposta, insomma, che possa essere opportuna. Prego, dottore. Allora, qui è proprio la situazione, diciamo, ideale o giustissima in cui proprio dire non deve essere operato, occorre fare tutto quello che è medicamente possibile per evitare a questa persona di dover andare incontro ad un intervento. Anche perché appunto l'età è molto giovane. Il motivo primario appunto è la tipologia di disturbi. Ha parlato del fatto di dolori, poverino, di mal di schiena, di episodi di blocco, che poi diciamo una parola che cosa sono, ma appunto se non c'è un difetto motorio, se non ha una perdita del controllo motorio, per esempio di un piede, se parliamo di un'ernia del disco lombare, proprio a questa età non bisogna operare. Quindi la tipologia di disturbi, l'età della persona sono proprio 2 elementi cardinali al giorno d'oggi per dire facciamo tutto il possibile per lasciargli la schiena intera. Ecco, in alternativa, poi andremo a spiegare bene quali sono le tecniche mini-invasive che si possono attuare, che cosa possiamo consigliare appunto in alternativa all'operazione chirurgica. Allora, il fatto che sia assistito da un fisiatra è ottimale perché chiaramente lo aiuterà a fare la ginnastica che serve, lo aiuterà a spiegargli com'è bene che si muova, qual è purtroppo nella vita sociale moderna il punto critico del fatto di stare tanto fermo, di essere in posture obbligate, gli darà tutti questi consigli posturali e dinamici fondamentali. Dopo di quello esistono gradi di trattamento medico che vanno dalla terapia del dolore che può essere terapia del dolore per via orale o terapia del dolore agendo sulla sede dell'origine del dolore, e questo dipenderà dalla diagnostica per immagini che avrà fornito la diagnosi precisa, oppure, se serve, tecniche minimamente invasive che si sostituiscono alla chirurgia, diciamo, di asportazione dell'ernia. Cioè, nei decenni passati non esisteva umanamente nessun'altra alternativa se non quella di tagliare, spostare i muscoli, tagliare i legamenti, asportare dell'osso per accedere alla colonna vertebrale, spostare i nervi per togliere il tessuto del disco, quindi una chirurgia necessariamente inevitabilmente invasiva. Certo. Invece al giorno d'oggi esistono tutta una serie di tecniche concepite proprio per sostituirsi a un procedimento così importante agendo in maniera che non demolisca per principio. Chiaro, poi andiamo nel dettaglio a descrivere. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono De Colle Ileana. Buongiorno signora, ci dica pure. Io volevo farle al dottore Kelly Alexander. Io sono stata da lui il mese di marzo, aprile, maggio. Ho fatto 7 sedute di infiltrazioni, però purtroppo dopo ho dovuto smettere. Perché? Perché il risultato era non valido, avevo sempre più dolori. Il dottore però non è mai venuto a vedere come stavo. Volevo sapere come mai. Grazie signora per la sua telefonata. Ogni caso è a sé stante naturalmente, chiaramente una terapia che può andare bene per un paziente, per un altro chiaramente non esiste nessuna terapia che possa valida, essere universalmente valida. Ecco. E sul fatto di vedere come stavo non basta, purtroppo vedere sul momento l'effetto della singola iniezione, del singolo fatto. Certo. C'è un percorso di cura che ha un suo svolgimento necessario e con questo svolgimento necessario andiamo a cercare di far maturare una situazione di evoluzione. Adesso bisogna vedere che cos'è la realtà della patologia della signora per andare a cercare di capire
quali erano le motivazioni del suo malstare. Può essere appunto che dopo queste terapie ambulatoriali sia da prospettare, da proporre un tipo di trattamento di tecniche intradiscali, le tecniche mini-invasive, andare a correggere all'interno come funziona, tutto dimensionato alla tipologia del problema della persona. Certo. Dipende se ci sono fattori di artrosi, se ci sono fattori degenerativi, se un punto l'ernia discale da sola, se c'è appunto tutto un insieme di problematiche. Una concomitanza di problematiche. Parlando di ernie discali, la brutta notizia è che non si guarisce, ma la buona è che si può curare e si può trattare. Certo. Quando e come operare l'ernia del disco e quando non operarla, come abbiamo detto, certo, nel caso precedente? Sì, come vede proprio è questo che stiamo dicendo, che bisogna che la signora ci aiuti a condividere, certo, il fatto che non esiste di cancellare un problema strutturale che metta una colonna vertebrale dove la struttura si sia consumata, diciamo, nel vivere, oppure dove si siano formate delle ernie del disco o che ci siano dei fattori di degenerazione ossea combinata. L'insieme di tutto questo non lo metti nuovo a nessuno, né al ragazzo di 18 anni a cui si forma l'ernia perché si rompe un disco, né all'80enne che abbia tutti questi processi degenerativi assieme. Per cui queste cure attuali sono tutte cure concepite per gestire il problema. Si fanno delle terapie per vedere fino a che punto riesci a far star meglio. Il passo successivo sono le tecniche mini-invasive, dove rimane questo concetto di non voler aggredire in maniera demolitiva. Perché? Perché nel ventennio passato, trentennio passato, non esisteva altro che poter appunto tagliare per cambiare la struttura. Pensavamo che togliere l'osso fosse utile a decomprimere, pensavamo che dare fisicamente spazio ai nervi potesse correggere, diciamo, gestire la circolazione di sangue nel nervo. Purtroppo poi, una volta che hai fatto una chirurgia così importante, il processo cicatriziale che ci si sviluppa sopra è un processo di aderenze, di chiusura di nuovo dello spazio, creazione di nuova stenosi del canale spinale, per cui tutti i meccanismi dove purtroppo il problema tende a recidivare. Allora, partendo dal presupposto che non si mette una schiena nuova, si gestisce cercando di far star meglio possibile la persona. Un momento in cui la terapia medica abbia, diciamo, i suoi limiti, i suoi inevitabili punti di debolezza, allora si passa a una terapia fisica che corroborerà il fisico, potenzierà i muscoli, cercherà di far lavorare meglio la struttura. Allora possono intersecarsi la pura terapia del dolore con le tecniche minimamente invasive di correzione dell'interno della struttura, con la terapia fisica, in modo che una persona possa, diciamo, irrobustire la parte, irrobustirsi per andare a vivere complessivamente un po' meglio. Certo. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Sì, da Dosson, di Casier. Buongiorno signora, ci dica pure. Volevo chiedere al professor Alessander, mio marito ha schiacciamento degli ultimi anelli e quando cammina un po' dopo si stanca e deve sedersi. Penso che sia dai nervi, non so, lei mi può dare una spiegazione, dottore? Chiaramente sì. Grazie per la sua telefonata, grazie. Che cosa possiamo dire? I sintomi sono quelli? I sintomi sono tipici di una situazione in cui la probabile spiegazione più logica è proprio la stenosi del canale vertebrale. Questo che dice la signora è proprio quella che noi chiamiamo la esauribilità della marcia, cioè una persona comincia a camminare, poi o perché interviene il dolore lombare o la pesantezza delle gambe o i dolori nelle gambe, si ritrova a doversi fermare. Poi basta magari star fermo
3 minuti, si riprende e può ripartire a camminare. Questo meccanismo appunto di esauribilità della marcia è proprio perché i nervi all'interno della colonna vertebrale soffrono questa ridotta circolazione di sangue, c'è meno apporto, c'è un più difficile scarico venoso, per cui i nervi soffrono, e quando uno si muove, cammina, consuma l'energia che i nervi hanno, l'energia nuova, diciamo, deve essere apportata dal circolo di sangue, non c'è un circolo così ampio, così libero da compensare quello che si consuma, e la persona deve fermarsi. Come si può intervenire? In questo si interviene al giorno d'oggi con tecniche appunto minimamente invasive. La principale in queste situazioni può essere appunto la neurolisi endoscopica, si chiama, o peridurolisi. Sono 2 tipologie di tecniche affini che servono a fare diciamo, un lavaggio dell'interno del canale spinale per andare a separare le aderenze che si formano tra la guaina che riveste i nervi e le strutture di osso e di cartilagine che stanno attorno, e quindi questo è uno dei motivi che riduce, tenendo come una ragnatela in pressione i nervi, questo riduce appunto l'ossigenazione e la circolazione di sangue. Quindi esistono delle apposite sonde minimamente invasive, perché sono sonde di un paio di millimetri di calibro, ma con le quali possiamo entrare, muoverci all'interno, si dice appunto navigare nella colonna vertebrale, vedere i punti critici, mettere sul posto i farmaci utili a fare stare meno sofferente quel nervo in particolare piuttosto che un altro, e combinata con questa c'è anche una tecnica che si chiama di neuromodulazione, che è, diciamo, un passo avanti in più. Attraverso lo stesso sistema di endoscopia della colonna si agisce con dei sistemi di radiofrequenze per regolare come la conduzione elettrica del nervo funziona. Certo, e questo insomma porta sollievo sicuramente alla sintomatologia. Aiuta la sintomatologia. Altra telefonata in Sì. studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono la signora Minto. Buongiorno signora, ci dica pure. Volevo chiedere al professore, siccome io ho un'ernia ombelicale trascurata, senza dare, come si può dire, molto peso, adesso invece la cosa si è acuita, sono andata a fare una visita, mi hanno detto che devo fare un intervento immediato perché la cosa si è aggravata. È normale questa storia? Cioè, non ho idea di cosa fare, capisce? Ecco, tutto qui. Volevo una delucidazione dal primario. Certo, Sì, no, grazie. ma non si è capito, Abbiamo scusi, capito tipo bene di ernia. un'ernia ombelicale, signora? Esatto, sì, un'ernia ombelicale che si è aggravata perché quando me l'hanno trovata mi hanno detto è piccola, non c'è problema, andiamo avanti. E io me la sono trattenuta per 2 anni, adesso dall'ombelico mi esce sangue e mi dà fastidio. E l'ha un po' trascurata. Ho fatto la visita e mi hanno detto che devo essere da fare un intervento immediato. Volevo sapere dal professore. Grazie per la sua telefonata, Grazie. chiaramente Sì, è una un'altra tipologia di problema differente. di problema, certo. Certamente il solo fatto che la signora dica che ha dei sanguinamenti è sicuramente una cosa a cui occorre mettere mano chirurgica. L'ernia ombelicale. Ernia è sempre questo termine che vuol dire un tessuto fuori di posto. In questo caso parliamo della parete dell'addome, e quindi sicuramente se alla signora hanno dato l'indicazione di dover correggere chirurgicamente, penso sia la cosa più appropriata in assoluto. Certo. Allora, dicevamo che insomma si cercano di evitare il più possibile scelte di chirurgia demolitiva per gestire i danni, insomma, delle ernie in maniera biochimica. Quindi se non c'è un difetto motorio grave, diciamo così, o dolori ingestibili, si prediligono queste tecniche mini-invasive, dottore? Sì. La scelta è questa. I criteri ormai internazionalmente stabiliti per andare a fare della chirurgia davanti, parliamo primariamente di un'ernia del disco, perché poi bisogna appunto distinguere classi di situazioni completamente diverse, perché se parliamo di una situazione di una stenosi del canale vertebrale, di problemi artrosici che legati all'invecchiamento, al deformarsi della colonna, il tema diventa un po' diverso. Il tema fondamentale della gestione, poniamo, di un'ernia del disco, cioè o di una protrusione o di una rottura del disco con cui si forma un'ernia vera
vera e propria. I criteri internazionalmente riconosciuti, dicevo, sono una paralisi motoria o dolori che si blocca, come diceva, si paralizza, la signora. Appunto il piede. No, bloccarsi, scusi, è diverso, nel senso che quello che diceva la signora che faceva riferimento al nipote era del fatto degli episodi di blocco, nel senso che una persona non che ha una paralisi di movimento, fa un piegamento, fa una flessione, si china per raccogliere qualcosa, semplicemente si stiracchia e rimane cosiddetto bloccato certo. della schiena. Vorrebbe dire che praticamente si instaura una contrattura muscolare violenta nei muscoli dell'intorno della colonna vertebrale, il classico detto colpo della strega, il classico bloccarsi della colonna. Quello è un problema di reazioni muscolari dell'intorno della colonna vertebrale, una specie di meccanismo di difesa naturale con cui la struttura viene tenuta più ferma possibile, diciamo, dall'organismo stesso, perché appunto, come poteva essere per quel ragazzo, ha un'ernia del disco che gli provoca questo ordine di disturbi e quindi va gestito in terapia fisica o in terapia medica. Invece la paralisi di movimento, cioè il fatto che si forma un'ernia estrusa, si rompe il disco e un frammento va direttamente a schiacciare la radice del nervo sciatico. In rari casi, ma succede che in quel momento che si sviluppa una compressione così violenta, si paralizza il piede, cioè proprio il nervo perde la facoltà di comandare i movimenti che fanno muovere il piede. Allora, una paralisi grave così può essere l'indicazione alla chirurgia di vera e propria asportazione, quindi aprire ancora la colonna vertebrale per togliere il frammento erniato, perché ha paralizzato il movimento, cioè la compressione è così violenta, così forte, che può dare disturbi così, o addirittura può dare dei disturbi ancora più gravi della stessa tipologia, che sono la cosiddetta sindrome della cauda equina, cioè dei disturbi di perdita del controllo che invece che solo un piede possono riguardare addirittura il controllo sfinterico, quindi perdita del controllo della capacità di urinare e incapacità di contenersi. Certo. Allora è chiaro che questi diventano motivi per una chirurgia aperta e anche chirurgia d'urgenza. Certo, anche perché la qualità di vita poi naturalmente si deteriora. Tolti questi parametri, appunto questi punti estremi di una problematica di questo tipo, oppure delle situazioni di dolori molto gravi che nonostante le cure mediche nei mesi non si riesce a gestire, a controllare, rimangono dei dolori invalidanti la vita della persona, questi sono i criteri in cui è ancora indicato di aprire per andare a togliere questo tessuto erniato. Certo. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Mi chiamo Claudio, da Scorzè. Buongiorno Claudio, ci dica pure. Volevo sapere un'informazione del professore, se per quanto è possibile. Volevo sapere se l'alluce rigido dipende dalla schiena. Non abbiamo capito. L'alluce rigido, nel senso... Volevo sapere se l'alluce rigido dipende da problemi di schiena. Ok. Se è una situazione transitoria, non so, tipo può capitare un crampo sotto la pianta del piede o un crampo del polpaccio che blocca il movimento dell'alluce, quello sì è il nervo che comanda male i muscoli e quindi può dipendere dalla schiena. E quindi Claudio le consigliamo magari di approfondire, dottore, per capire quale possa essere la ragione di questo sintomo. Prima di tutto appunto quantificare se è un problema momentaneo che va a momenti o se è un problema stabile e di conseguenza attuare la diagnostica necessaria, che sicuramente è una diagnostica che coinvolge la schiena. Grazie Claudio per la sua telefonata. Ecco, un approfondimento per capire la causa della sua sintomatologia consigliamo. Tornando a parlare di chirurgia a cielo aperto, chirurgia demolitiva, dobbiamo anche dire insomma che si prediligono ora tecniche mini-invasive, anche perché non sempre la chirurgia a cielo aperto è nella maggior percentuale di casi risolutiva e è insomma anche una
percentuale di rischio? Sì, allora la chirurgia, appunto, quando sia necessaria e inevitabilmente da fare, è sicuramente una chirurgia importante, ha dei margini di rischio che al giorno d'oggi sono abbastanza modesti, ma sono riconosciuti, per esempio nelle linee guida del Ministero della Sanità, è riconosciuto un rischio chirurgico intorno al 7% per l'asportazione di un'ernia estrusa. Il rischio del 7% vuol dire avere un rischio di avere degli inconvenienti per il fatto che si mette mano all'interno della colonna vertebrale. Può essere ferita la membrana che riveste la guaina del nervo, può esserci una perdita di sangue, può esserci una complicazione di instabilità vertebrale, una serie di complicazioni che purtroppo al giorno d'oggi sono previste e ben conosciute, fanno parte della situazione che diventa a un certo momento necessario affrontare, si sceglie il rischio minore e quindi questo è possibile. È legato proprio al fatto di accedere alla colonna vertebrale. Per esempio esistono adesso, sono molto in nuovo uso delle tecniche di asportazione endoscopica dell'ernia discale. Questa asportazione endoscopica vuol dire un approccio miniaturizzato dove, pur essendo una chirurgia aperta, perché vai direttamente fisicamente sul tessuto erniato per asportarlo, è una chirurgia che rimane in endoscopia, cioè con un'apertura minimalista, proprio ridotta a pochi millimetri di accesso, dove non si va a esporre le strutture dell'interno della colonna vertebrale al rischio di essere, diciamo, toccate direttamente in maniera pericolosa e si minimizza la quantità di cicatrice che si andrà a formare sulla guaina dei nervi, e quindi tutto questo, aver ridotto all'estremamente piccolo l'approccio, rende anche il decorso post-operatorio molto più semplice, la persona può essere messa in piedi e gestita in giornata, tutto diventa estremamente più semplice perché si riduce l'aggressività. Certo. Dunque, rispetto alla chirurgia convenzionale oggi ci sono tecniche terapeutiche alternative, tra queste le tecniche mini-invasive, e tra l'altro lei, dottor Alexandre, con l'istituto EUNI, che è l'istituto da lei fondato e si occupa di questo ed è un centro di eccellenza davvero a livello mondiale, è stato i primi ad attuare, tra i primi ad attuare queste tecniche sono passati negli anni tantissimi 90. anni e quindi abbiamo trattato un numero enorme di persone, ma appunto le tecniche sono state concepite diciamo sul finire degli anni 90, dal 97 al 2000 sono nate quelle 3-4 tecniche che poi sono evolute per essere quelle che sono le attuali. Diciamo che all'epoca eravamo in 3-4 centri che abbiamo proprio iniziato questa tipologia di approccio. Gli approcci possono essere divisi in approcci direttamente al disco, le tecniche intradiscali. Io posso tranquillamente appunto affermare di essere stato uno di quelli che ha per primo portato avanti questa tipologia di approcci, perché nei decenni precedenti esistevano delle tecniche dette appunto di chemonucleolisi, per esempio con la chimopapaina, eccetera. Erano tecniche che si erano sviluppate negli Stati Uniti ed erano tecniche che hanno avuto il loro momento di successo diciamo negli anni 70 più o meno, e sono state applicate anche ampiamente nel mondo occidentale, ma poi sono state abbandonate perché l'applicazione di enzimi chimici come la chimopapaina appunto non dava la sicurezza dei confini di dove andava ad agire questa sostanza, e quindi era stata alla fine considerata troppo pericolosa e abbandonata. In questi invece, diciamo a cavallo del 2000, c'è stato da una parte l'inizio dell'applicazione dell'ozono
intradiscale, e quindi c'è stato all'Università di Milano, c'è stato il centro del dottor Iocupilla a Verona, c'è stato il centro mio, e poi il centro a Napoli, il Cardarelli all'Università con il professor Muto, e siamo stati quelli che abbiamo cominciato le tecniche intradiscali con l'ozono. Contemporaneamente in America un altro collega ha inventato una tecnica sempre per accedere direttamente al disco, applicando però un sistema con una coagulazione con le radiofrequenze. Il primo intervento in Europa di questo collega è stato fatto assieme a me a Padova, e abbiamo fatto questo primo caso, cui poi sono seguiti molte migliaia di casi fatti. Contemporaneamente, negli stessi anni, in Inghilterra un altro collega ha appunto inventato questa tecnica che accennavo prima di endoscopia del rachide, cioè invece che andare diciamo solo direttamente dentro al disco, questa tecnica permette di andare anche a lavorare dentro al canale dove stanno i nervi, perché miniaturizzando l'endoscopio, portando tutto al diametro di una fibra ottica di 1 millimetro, riesci a muoverti dentro la colonna vertebrale vedendo dove vai, facendo quell'azione che accennavo prima di poter scollare le aderenze, ripulire l'ambiente, iniettare i farmaci utili e quindi fare un lavoro articolato. E allora appunto questa è stata una tecnica che è nata con questo collega inglese in Inghilterra, appunto io e un collega, il professor Raffaeli di Rimini, siamo andati i primi che siamo andati a vedere questo collega, e abbiamo cominciato appunto a sviluppare la tecnologia che ha portato avanti questo. Gli anni sono andati e sono volati, quindi abbiamo trattato ciascuno di noi decine di migliaia di pazienti, dove appunto si è cercato di apportare che le persone stessero meglio senza necessariamente esporre a problematiche più complesse come quelle della chirurgia. E sono tantissimi poi insomma gli specialisti che sono venuti proprio all'Istituto EUNI a imparare queste tecniche. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? No, è caduta la linea. Allora, dottore, andiamo in pubblicità e poi andiamo a raccontare bene quali sono i risultati che si possono ottenere con queste tecniche, quali sono i vantaggi di queste metodiche, soprattutto per i pazienti. Ci fermiamo per qualche minuto, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta insieme al dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, per parlare di ernie discali e quindi delle tecniche di chirurgia mini-invasiva che si possono attuare appunto per il trattamento di questa patologia. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono la signora Rocchini. Buongiorno signora. Dica Volevo pure. chiedere un'informazione. Io soffro di artrosi ed ho diverse protrusioni sia cervicali che lombari e dorsali. Sto facendo ginnastica, fisioterapia, pancafit e fisiopilates. Quello che mi preoccupava era sapere cosa posso fare perché dalle protrusioni non mi venga ernie e con le conseguenze che possono essere. Certo. Qualche consiglio allora, signora? Sì, esatto. Grazie per la sua telefonata. Che cosa possiamo dire alla signora? Ha detto di avere artrosi con delle protrusioni cervicali, lombari, dorsali. È una situazione che è purtroppo una base per avere tanti dolori, tanti disturbi e purtroppo assieme a quelli spesso anche tante limitazioni dei movimenti, della qualità del vivere, che non sono legate solo al fatto del dolore purtroppo, ma anche proprio alla, diciamo, meccanica che si guasta. Allora, quando la signora dice protrusioni in un quadro artrosico così, diciamo, ci si può immaginare che siano la conseguenza di un degenerare, di un consumarsi della struttura discale. Quindi posso immaginare che la protrusione, cioè la debordanza
periferica del disco verso dove stanno le strutture dei nervi sia accompagnata ad un calo di altezza della struttura del disco, perché si consuma e quindi le due vertebre vengono a essere più vicine. In questa situazione è relativamente poco probabile che si debba formare una vera e propria ernia del disco, nel concetto di, appunto, di un frammento di tessuto che ex novo si rompe e va a spostarsi addosso al nervo. Più che altro è da temere un processo degenerativo progressivo, un progressivo continuare, questo consumarsi delle strutture discali, ed essendo che appunto queste non sono più tali da fungere da ammortizzatori tra una struttura ossea e l'altra, facilitare un ulteriore sviluppo del fatto artrosico, quindi uno sviluppo ulteriore di sintomatologia oalgica o di limitazione di movimento. Che cosa può fare e la quindi signora? quel che può fare è il massimo possibile di attività fisica, di movimento, quindi va benissimo queste cose che ha accennato di fisioterapia, che è fondamentale. Tutto quello che impara di fisioterapia farlo per conto suo tutto il tempo che può quando è a casa, in modo va a fare la fisioterapia 2 volte alla settimana, gli altri 4 giorni li dedica a farsela da sé, a continuare a muoversi, certo, eccetera. Cercare di camminare il più possibile, anche se è possibilissimo che abbia una sintomatologia tipo quella che abbiamo accennato della esauribilità della marcia. Non rassegnarsi a fermarsi, cambiare di postura spesso, nel senso che anche il fatto di star fermi è non utile, il fatto di star ferma seduta per esempio, star ferma stesa è da combattere, alternando spesso più possibile i movimenti. Come direbbe anche un cardiologo, se vede un ascensore lo eviti, faccia le scale anche se fa fatica a fare le scale, perché è una forma di ginnastica, di attività motoria, quindi mantenere il più possibile tutta la muscolatura che sta nel tronco intorno alla colonna vertebrale, in modo da aiutarla a sorreggerla. Oltre a questo, uno stile di vita che possa essere appunto anche su un piano alimentare, badare a non andare in sovrappeso, cercare sempre di essere con un'alimentazione, diciamo la dieta mediterranea, diciamo una dieta un po' vegetariana. Andando avanti con gli anni è meglio essere piuttosto, diciamo, vegetariani, spostare l'attenzione sulle proteine naturali, non proteine animali, in modo da avere un metabolismo facilitato dove c'è meno sviluppo del processo di infiammazione, perché poi alla fine il dolore, l'andare avanti dell'artrosi, tutti questi processi degenerativi hanno un fattore denominatore comune che è la infiammazione cronica. La cosiddetta infiammazione cronica è una malattia dell'organismo, un processo metabolico alterato che è la fonte di tanti modi di rovinarsi del nostro fisico. Lo stesso invecchiamento in sé è l'effetto dell'infiammazione cronica, che ha per definizione la compresenza di un fattore patogeno, che nel caso per esempio di queste persone può essere proprio il fatto dell'attrito meccanico delle ossa, il fatto di muoversi male, il fatto di essere sovrappeso, con tentativi da parte del fisico, spontanei continui tentativi di riparare alle lesioni che si sviluppano. Allora la compresenza del fattore causale con tentativi di riparazione, dove diciamo nessuno dei due finirà per prevalere, è la cosiddetta infiammazione cronica, e questo genera appunto processi ossidativi, processi infiammatori dati da globuli bianchi che provocano le sostanze che producono il dolore, tutto un insieme di meccanismi la cui interruzione è difficile, la cui appunto interruzione è ricercata da queste tecniche di cura metabolica, dove l'ozono per fortuna ha avuto un ruolo importantissimo, perché ha dato una svolta soprattutto alla modalità di ragionare dei medici sul fatto di cercare di correggere questa infiammazione cronica.
L'ozono in sostanza provoca una forte reazione antiossidante, è un ossidante potentissimo, certo. Quindi quando ne viene iniettata una piccola dose andiamo a provocare una forte reazione antiossidante, una specie di shock all'organismo, uno stimolo a reagire, dove magari nel processo infiammatorio cronico, appunto, dove i fattori di irritazione, di tentativo di riparazione sono troppo poco vivaci perché sono cronici, l'intervento di una iniezione, per esempio appunto di ozono, può servire proprio per dare uno stimolo vivace di reazione, e quindi dicevo, questo assieme a cure in cui si è badato a correggere il metabolismo, ossigenare i tessuti, favorire la circolazione venosa, sono tutti meccanismi della cultura attuale di gestione del dolore cronico e della disfunzione cronica, proprio per riportare l'organismo in attività. E quindi il consiglio generale è proprio quello di essere comunque sempre molto attivi e di seguire una buona e corretta alimentazione. Esiste poi la nutraceutica, che è un'altra scienza che sta in questi ultimi anni crescendo moltissimo. È stata da pochi anni fondata la Società Italiana di Nutraceutica, ci sono molti istituti universitari di patologia generale o di fisiologia che studiano gli integratori, le sostanze naturali con cui l'organismo viene nutrito, e quindi si cerca di correggere il malstare della persona non solo coprendo il dolore, ma andando ad agire sui meccanismi causali, cercando di ridurli, di frenarli. Certo. Abbiamo gli ultimi 2 minuti a disposizione. Io vorrei chiudere insomma, con il racconto di quali risultati si possono ottenere con l'utilizzo delle tecniche mini-invasive per il trattamento dell'ernia discale rispetto alla chirurgia tradizionale. Sì. Cioè, quali vantaggi anche per i pazienti? Vantaggio per il paziente? Beh, la tecnica mini-invasiva ovviamente non richiederà un'anestesia generale, quindi minore esposizione a farmaci per farlo, non richiederà una degenza prolungata, perché essendo una tecnica dove non si demolisce o si demolisce pochissimo, la persona può avere un ricovero di giornata o di 36 ore o di 48 ore al massimo, e direi soprattutto sono tutte tecniche concepite per non interferire con la fisioterapia, la riabilitazione motoria, il lavoro muscolare, cioè tenere la persona attiva. Io dico aiutare anche molto le persone a cercare di uscire dall'idea di essere ammalati. Tante persone purtroppo, stando male per questi dolori che riducono la scioltezza dei movimenti, l'autonomia del vivere, eccetera, si sentono ammalati e magari contemporaneamente invece hanno gli altri organi che funzionano benissimo, una mente elastica, pronta, eccetera, però hanno questa limitazione. Allora tutte queste tecniche hanno lo scopo proprio di rimettere in moto la persona, e quindi l'aspetto proprio della terapia fisica, della ginnastica, dell'imparare come muoversi, dell'essere sempre attivi, si coniuga molto bene col fatto di tecniche dove cerchiamo di correggere senza andare a costringere la persona a star ferma, a star fuori dalla vita sociale, a star fuori dal movimento. Quindi insomma buone abitudini, quindi Sì. un movimento, Sì. un'alimentazione Sì. corretta, adeguata. Certo. Ci si aiuta magari Sì. anche con un materasso e un cuscino Certamente, particolarmente materasso piuttosto adatto. rigido, cuscino non troppo alto, tutti i sistemi così. Sono tutte cose dove occorre costruire, diciamo, questa concezione di dire non è un problema risolvibile, ma è un problema dove si va ricercando di riuscire ad avere un complesso di situazioni che aiutino a vivere meglio sul piano biochimico, sul piano funzionale, sul piano anche eventualmente di microchirurgia, su un piano di attività muscolari continue, sul piano farmacologico, sul piano della nutraceutica.
tutto un insieme, un quadro di tanti fattori che servono ad aiutare una persona che inevitabilmente avrà le sue disfunzioni, i suoi dolori, il suo malstare, però se riusciamo ad ottenere che la qualità globale di vita sia recuperata in maniera accettabile, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Poi ogni livello di cura, ogni livello di trattamento ha i suoi punti di possibile applicazione, ha i suoi limiti, non esiste una cura al mondo che sia la panacea, magari potessimo risolvere tutti i problemi, cerchiamo di gestirli. Insomma, imparare anche a conviverci, alleviando i sintomi, insomma, e cercando di stare bene grazie anche ai consigli che lei ci ha dato. Siamo in chiusura, grazie al dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Grazie dottore, grazie di averci spiegato insomma, le tecniche che insomma, lei per primo negli anni 90 ha portato avanti, e grazie anche a EUNI e a questo centro insomma, da lei gestito. Grazie a voi di averci seguito, io vi do appuntamento dunque alla prossima puntata. Arrivederci.